amici della pesca, sono Temossi Giorgio e questo è il mio canale Surfcasting GBT Liguria. Questa mattina speciale rock fishing Riviera di Levante. Finisco di preparare e sono subito da voi. Qua, parliamo un po' dell'attrezzatura, visto che è ancora buio e volevo aspettare un attimino che uscisse il sole per fare i primi lanci, onde evitare le solite murene e gronghi che comunque ci faranno visita comunque. Terminali 030, 034, fluorocarbon. Adesso vedo di partire con magari uno 030, siamo ancora parzialmente d'estate, pesci ancora diffidenti. Piombi, tantissimi piombi a disposizione amici, mi raccomando. Se volete provare quelli plastificati che magari quando sbattono sulla roccia non si rovinano, va benissimo. Gemini, poi vi farò vedere come funziona questo attrezzo incredibile. La nostra cassetta, ago, forbici, le nostre canne e le nostre esche di oggi, gentilmente fornite dal nostro rivenditore numero 1 Fishing Garage. Questo secchio c'è un po' di tutto, ci sono dei bibi di coffa e c'è un rimini sui 70-80 grammi laggiù in fondo nascosto, speriamo che non morda i nostri biboni. Stamattina voglio partire con un amo non eccessivo, comunque neanche tanto piccolino, un Bad Bass 128 TT numero 1. Poi, visto che stiamo utilizzando esche importanti, vedrò un attimo se salire. Un amo del genere ci permette di deviare i pesciolini il più possibile, anche perché i pesciolini sono capaci di tutto, ma soprattutto supportare un'esca pesante, che è anche quello che deve fare un amo grande. Un amo piccino non sarebbe in grado di riuscire a reggere il lancio e a supportare un'esca come un bibone di coffa. Eccoci qua pronti a partire con la prima. Io adesso faccio un po' un esperimento. Mini trave, basso, Gemini, che è semplicemente uno sgancio per il nostro piombo. Una volta che toccherà l'acqua, questa rotondino rosso si alzerà e libererà il nostro piombo, che è attaccato a uno spezzettone di filo più sottile, quindi in caso di incaglio andremo a perdere solamente questa parte terminale. 0,30 fluorocarbon è il nostro bibi. Vedete come un'esca così importante, un amo dell'1 sparisca direttamente. Comunque partiamo così, facciamo un esperimento, ancora buio purtroppo, speriamo di deviare i vari gronghi e morene. Quindi eccoci partiti, mi raccomando, siamo in scogliera, è ancora buio, facciamo la massima attenzione amici. Postazione raccolte, ho un'altra postazione più avanti magari con la sacca, quant'altro, l'attrezzatura un po' più pesante. Da un'altra parte una postazione raccolta per dove vado a lavorare con le mie esche, tutto molto vicino, il mio treppiedi è qua. Una cosa fondamentale, rettili molto lunghi, non stiamo a andare a recuperare il pesce sotto lo scoglio che magari scivoliamo, lo recuperiamo finché possiamo, lo portiamo sotto e lo recuperiamo con una bella salaiata anche molto distante, non ci importa, prima di tutto mi raccomando amici, la sicurezza. Eccoci qua amici, sono passate appena le 7, buongiorno a tutti, ben ritrovati sul canale Surfcasting GBT Liguria, grazie mille per continuare a seguire le mie avventure. Quest'anno pochi video di pesca per motivi familiari, super piacevoli, ma poche battute di pesca. Questa mattina mi sono ritagliato uno spazio, come andrà, ma va benissimo così, l'importante è andare a pesca, tornare a pesca, vivere queste mattinate di inizio settembre meravigliose in Liguria. Sono appunto le 7, un'ora adatta per fare il bagno. Gli anziani
ne troviamo quanti ne vogliamo lungo le nostre coste che già all'alba sono in acqua. Al primo segnale di persone in acqua, mi raccomando, tiriamo sulle lenze, perché fino a fine mese siamo in stagione balneare, siamo in pieno torto e se vediamo qualcheduno in acqua, mi raccomando amici, tiriamo sulle lenze. Adesso andrò a fare il secondo controllo di mattinata, vediamo un po' come stanno le nostre esche, come stanno i nostri terminali e si riparte. Eccoli qua, adesso li vediamo un po' meglio. Le nostre esche di questa mattina le ho messe in una pozzetta d'acqua fresca, dentro una griglietta, la classica secchiellino da vivo, qualche bibone di coffa, un rimini, e questo è il nostro pozzetto delle nostre esche di quest'oggi. Non una cosa incredibile, non mi sono portato dietro tantissime esche, 6 o 7 bibi, un rimini che penso che non utilizzerò neanche questa mattina, ma me lo sono comunque portato dietro e via. Ok, visto che sto per lanciare, ne approfittiamo ancora una volta per vedere la montatura di questa mattina, che è un esperimento mini trave basso Gemini, semplicemente un sistema di sgancio, piombo tocca l'acqua, questo rotondino rosso si alza, libera il nostro secondo spezzone di filo più sottile con il nostro piombo. Se il piombo va a incagliarsi, lo spezzone di filo più sottile del nostro 0,40 si spezzerà più facilmente. 0,35 non lunghissimo, 1 fratto 0 il nostro bibone. Allora, parliamo un po' di attrezzatura. Questa mattina provo per la seconda volta le mie Shimano Speedmaster 220 grammi, 4,50 m. Due canne meravigliose che consiglio assolutamente. Potrebbero essere la prosecuzione delle Shimano Aspire, anche loro canne storiche bellissime. Chi ce le ha se le tenga. Io ho fatto la stupidata tanti anni fa di venderle, me ne sono poi pentito. La Shimano che ha seguito il filone strutturale, chiamiamolo come si vuole, rendendo delle canne veramente potenti, sottilissime. Guardate lo spessore di questa canna, 220 grammi, li sto pescando con un 150 grammi senza nessuna fatica, lanciando dei biboni, quindi non esche proprio leggerissime, senza nessuna fatica. Due canne stupende, mulinelli 10.000, sempre Shimano, orologi svizzeri, a differenza del surf casting o comunque della pesca dalla spiaggia, dove uso uno 0,25 caricato poi con uno shock leader conico. Per la scogliera mi affido direttamente a uno 0,40 di nylon diretto, quindi nessun shock leader, niente nodi, niente di niente, andiamo diretti e si va così. Vediamo un po' cosa succede nel nostro pozzetto delle esche. Questa mattina mi sono portato il classico secchiellino da vivo, l'ho immerso in una pozza che ho qua davanti, dell'acqua corrente. Mi sono portato dietro dei bibi, li abbiamo visti inizio video, e un rimini all'incirca di 70 grammi che non penso neanche di utilizzare, ma me lo sono portato. 6-7 bibi, purtroppo adesso li stiamo terminando. Tutte esche che arrivano dal nostro negozio di fiducia, che è Fishing Garage. Lo troviamo vicino a Busalla, comodissimo per chi viene da Piemonte, Lombardia e scende a pescare dalle mie parti. Esche direttamente dalla Toscana, esche che in Liguria non le troviamo, esche meravigliose, ve le ho già fatte vedere in tanti video. Codice sconto Surfcasting GBT Liguria. Massimiliano è una persona squisita, gentilissima,
che ogni settimana va a recuperarsi queste esche meravigliose in Toscana e le porta a disposizione di tutti, quindi fateci un salto perché è il numero 1. Eccoci qua, 8:30, inizia a essere un po' troppo movimentata la situazione in mare, tante barche iniziano a uscire, qualcheduno inizia a essere in acqua, quindi siamo in stagione balneare, iniziamo a smontare e torniamo a casa. Purtroppo nessuna cattura questa mattina, ma cerchiamo di fare tesoro e portare a casa quello che di bello abbiamo visto, abbiamo sperimentato, e cerchiamo sempre di arricchire il nostro bagaglio di pesca e di pescatori, ma soprattutto anche di persone. Mi sono riuscito a ritagliare un po' di spazio, un po' di tempo per tornare alla mia grande passione, me ne torno a casa felice anche senza risultato, perché il risultato a volte non è sempre solo il pesce. Mi raccomando amici, io vi do appuntamento alla prossima avventura, continuate a seguire le mie avventure, il canale Surfcasting GBT Liguria, perché le avventure non si fermano mai amici.